Comunico anzitutto le giustificazioni. Sono giustificati il vicepresidente Andrea Rinaldo, i soci effettivi Berti, Giuseppe Longo, Muraro, Zecchian, Crescimarrone, Pecorari, Stella, Varanini, Renzini, Barbieri, Brunello, Angrilli, Bernardi, Paolo Bernardi, Dalpaus, Ivetic, Lazzarini, Pizzamiglio e Walker. I soci corrispondenti residenti a Uzzas, Guarnieri, Mastandrea, Piaia, Milano, Gasparini, Barbante, Franchini, Sartor, Mietto, Orlandini e Amadio. I corrispondenti non residenti Capaccioli, Maier, Doglio, Poli, Azzi Visentini, Emmer, soci stranieri Wolters. Cominciamo oggi, come da convocazione e invito, con una commemorazione, la commemorazione del socio effettivo Carlo Gregolin, e per questo io chiederei a Lorenzo Pinna di salire al palco e lo ringrazio appunto per aver accettato di essere lui a compiere questo ricordo. Grazie. Carlo Maria Gregolin nasce a Morgano, in provincia di Treviso, il 14 novembre del 1930. Frequenta le scuole elementari e medie di Conegliano e poi il liceo Canova di Treviso, dove consegue la maturità classica nel luglio del 48. Nell'autunno dello stesso anno si iscrive alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, dove si sarebbe laureato nel 1954. Ma già allora Gregolin manifesta quella singolare dicotomia che avrebbe caratterizzato tutta la sua lunga e operosa vita, dove due aspirazioni ugualmente intense si confrontavano. Da un lato un forte impegno civile che lo spingeva a partecipare ad attività culturali e politiche, assumendovi ruoli di responsabilità. Dall'altro un'altrettanta forte passione per la ricerca, una ricerca essenzialmente di base, giustificata in primo luogo dalla curiosità e dal desiderio di ampliare i confini della conoscenza. Così, negli anni universitari, mentre si avviava ad elaborare la sua tesi di laurea sotto la guida di Gino Patrassi, partecipava anche attivamente ai primi organismi rappresentativi studenteschi regolarmente eletti nell'Università di Padova, entrando a far parte e divenendo nel 1953 segretario della cosiddetta Interfacoltà, l'organismo democraticamente eletto che per la prima volta allora prendeva il posto del tribuno goliardico. Di quell'esperienza Carlo ricordava con amabile ironia l'atteggiamento delle autorità accademiche e il sorriso sornione del rettore di allora, che lo trattava, e cito testualmente, con estrema cortesia, ma gli parlava come colui che pensa: povero Untorello, non sarai tu che spianti Milano. Appena laureatosi, il povero Untorello fu chiamato a Roma per ricoprire incarichi dirigenziali nella FUCI. Nel partire, tuttavia, si premunì di una lettera, procuratagli da Gino Patrassi, del biochimico di Padova, il professor Achille Roncato. A Padova, aperta parentesi, era stata istituita la prima cattedra di chimica biologica in Italia, ancora nel 1931. Per il suo omologo, la lettera era per il suo omologo romano, il professor Alessandro Rossi Fanelli, colui che per primo in Italia diede a questa disciplina un respiro internazionale. Ciò consentì a Carlo di continuare a perseguire anche a Roma le sue due passioni, dedicandosi contemporaneamente all'attività politica e a quella di ricerca. Andava a lavorare al mattino nell'Istituto di Biochimica e nel pomeriggio nella sede della FUCI, di cui divenne presidente nazionale per il triennio 55-58. Qui vediamo Carlo in due immagini. Questa è la prima immagine. Qui è a un congresso, al congresso di Trieste, un congresso critico per la FUCI quella volta, in cui lui portò avanti delle istanze molto innovative, quasi rivoluzionarie, se possiamo così dire. E nell'altra foto invece lo vediamo in una situazione un po' più formale, imbarazzante, in cui lui guida la delegazione della FUCI in udienza particolare dal Papa di allora, che era Pio XII, Pio XII, scusatemi.
Inutile dire che in quel periodo l'impegno politico assorbiva più tempo a Carlo di quello scientifico, soprattutto considerando che erano anni di profondi cambiamenti, con la fine dell'era De Gasperi e forti attriti nei vertici della Chiesa cattolica, tra tradizionalisti e innovatori. Di quel tempo Carlo mantenne un vivido ricordo, punteggiato di aneddoti che sarebbe interessante poter rievocare se il tempo lo consentisse. Citerò solo due casi: la sua preoccupazione per una inquietante convocazione al cospetto del cardinale Ottaviani, geloso custode dell'ortodossia cattolica, e una sua inedita e semiclandestina, ben pochi ne hanno sentito parlare, amicizia con Marco Pannella, allora dominus indiscusso di un'altra associazione studentesca universitaria, la laicissima UGI, con la quale, sotto la guida di Gregolin, la cattolica FUCI aveva instaurato solidi rapporti di reciproca stima e politica convenienza. Tuttavia, la frequentazione dell'Istituto di Chimica Biologica continuava regolarmente e nel 1958 offrì a Carlo l'opportunità di ridimensionare l'impegno politico a favore di quello scientifico. In quell'anno Norris Siliprandi, un allievo di Rossi Fanelli da poco in cattedra a Camerino, venne chiamato dalla facoltà medica patavina a ricoprire la cattedra di chimica biologica lasciata vacante da Achille Roncato. Siliprandi offrì ad alcuni collaboratori che aveva conosciuto e apprezzato a Roma e Camerino la possibilità di seguirlo a Padova. Così Carlo, approfittando anche della fine del suo mandato come presidente della FUCI, rientrò nella sede che lo aveva visto laurearsi 4 anni prima. Nel decennio successivo al suo rientro a Padova, l'attività di ricerca di Carlo Gregolin si fece particolarmente intensa e fruttuosa, di pari passo con la sua carriera accademica, che lo vide diventare assistente di ruolo nel 62, libero docente di chimica biologica solo l'anno successivo, nel 63, professore aggregato nel 69 e professore ordinario nel 73. Nel 59, appena rientrato a Padova, Carlo Gregolin entrò in contatto con Enzo Boeri, formalmente un fisiologo, ma di fatto uno dei più promettenti biochimici italiani di quel tempo, purtroppo destinato ad una prematura scomparsa. Nel laboratorio di Boeri a Ferrara, Carlo Gregolin si fece apprezzare da Tom Singer, un brillante e geniale enzimologo di origine ungherese, ma rifugiato negli Stati Uniti in quanto ebreo all'inizio della guerra. Singer lo invitò nel suo laboratorio a Detroit, dove Carlo trascorse 2 anni estremamente produttivi, pubblicando diversi lavori di notevole interesse, 2 dei quali sono riprodotti qui, come potete vedere, e ci sono i frontespizi, giusto un esempio di 2 lavori storici fatti da Carlo con Singer negli Stati Uniti e in parte a Ferrara. Rientrato a Padova nel 62, Carlo continuò il suo lavoro in maniera autonoma e qui vediamo invece un suo lavoro fatto con un gruppo padovano, un suo lavoro pubblicato su Nature, che però era ancora sull'indirizzo che aveva iniziato con Singer. Carlo in realtà in quel periodo si sentiva particolarmente attratto dalle nuove frontiere che si stavano aprendo all'enzimologia in seguito all'emergente teoria della regolazione allosterica delle proteine. In quel momento c'erano stati vari premi Nobel assegnati che non erano proprio dati all'allosterismo, ma che sfioravano il problema, quindi c'era un notevole fermento in quel campo. Carlo inoltre sentiva il desiderio di orientare la sua ricerca sulla biochimica umana, percepita come più vicina ai suoi interessi medici. Riuscì a soddisfare entrambe le aspirazioni grazie a una borsa di studio NATO e a contatti con Severo Ochoa, da poco insignito del premio Nobel, che gli offrì ospitalità alla New York University Medical School. In quegli anni le metodologie biochimiche disponibili offrivano solo pochi e grossolani strumenti per dimostrare a livello molecolare e sopramolecolare il fenomeno dell'allosterismo. Carlo, in collaborazione con Dan Lane, un altro ricercatore del laboratorio di Ochoa, si dimostrò particolarmente abile e ingegnoso nel fornire queste evidenze sperimentali, lavorando sull'enzima acetil-CoA-carbossilasi del fegato. Si trattava di una molecola al tempo stesso di primario interesse medico e soggetta ad un complesso meccanismo di regolazione. Gregolin e Lane furono capaci di dimostrare, ricorrendo a tecniche di microscopia elettronica allora assolutamente d'avanguardia, che il loro enzima subiva evidenti alterazioni molecolari in risposta al trattamento con metaboliti che, senza interagire con il sito catalitico,
modificavano però l'attività catalitica dell'enzima stesso. Un classico esempio di regolazione appunto allosterica, in punti diversi della molecola. Nelle prossime due slide si vede il primo articolo pubblicato sull'argomento, è stato presentato da Severo Ochoa all'Accademia, al PNAS, e alcuni articoli pubblicati in seguito con Lane, sempre da Carlo e con altri collaboratori americani. La permanenza di Carlo Gregolin presso il laboratorio di Ochoa ebbe una breve interruzione e si concluse con un leggero anticipo. In entrambi i casi ciò fu dovuto a motivi familiari meritevoli di menzione. Il brevissimo rientro ebbe luogo per sposare Clementina, l'adorata moglie che lo avrebbe poi accompagnato e sostenuto in tutte le sue successive peregrinazioni e tappe accademiche. Sul rientro anticipato vale la pena di soffermarci un momento perché riflette una delle tante occasioni in cui Carlo diede prova della sua proverbiale e talora spiazzante autonomia e indipendenza di giudizio. Nonostante la sua contiguità con associazioni filoatlantiche e filoamericane, oltretutto era un borsista nato, infatti Carlo non voleva assolutamente che il suo primogenito Matteo nascesse negli Stati Uniti, cittadino americano di una nazione che in quel momento lui considerava guerrafondaia. Era il periodo della guerra in Vietnam. E pensando a quanti molto meno filoamericani di lui avrebbero fatto già allora carte false per sfruttare lo ius soli e dare ai loro figli la possibilità di avere la cittadinanza USA, si capisce quale valore avessero per Carlo le questioni di principio. Così, verso la fine del 67, Carlo e Clementina tornarono a Padova, un po' precipitosamente, considerando che poche settimane dopo sarebbe venuto alla luce Matteo, cittadino esclusivamente italiano. Ogni rientro in patria coincideva per Carlo con un ritorno della sua febbre civile, che lo obbligava a dedicarsi a iniziative di pubblica utilità. Due di queste meritano in particolare di essere ricordate, una locale, l'altra di respiro internazionale. L'iniziativa locale diede a Padova un nuovo collegio universitario, tuttora vivo e vegeto, il Gregorianum, scherzosamente ribattezzato dai colleghi Gregolianum, con la L al posto della R, per sottolineare il contributo fondamentale di Gregolin alla sua nascita. Fortissimamente voluto da Carlo, che ne fu il primo direttore, il Gregorianum fu inaugurato nel 63. Qui c'è l'inaugurazione del Gregorianum, questa foto. Come vedete Carlo è sotto la mano benedicente del sacerdote, lì a destra, e durante la direzione di Carlo fu direttore per 3 anni del Gregorianum, fu anche iniziata una solida collaborazione con un altro collegio universitario nato a Padova in quel periodo, il Morgagni, che allora era diretto dal collega, patologo ed amico Filippo Rossi, tra l'altro socio di questo istituto, se non vado errato. Carlo rimase poi sempre legato a questa sua creatura, continuando a far parte del consiglio di amministrazione del Gregorianum, e qui lo vediamo in una foto invece molto più recente, dove celebra un importante anniversario. Ho trovato la foto in internet, non so esattamente l'anno, credo che fosse il 45esimo anniversario della fondazione nel 2008, così, non ne sono sicuro. L'altra iniziativa, invece, ebbe un respiro internazionale e si concretizzò a Nairobi, nello stato del Kenya, da poco diventato indipendente, che voleva dotarsi della sua prima facoltà medica. A tal fine anche alcune università italiane erano state coinvolte tramite il Ministero degli Esteri, tra queste Padova, che aveva convenuto di far nascere alcune strutture con personale proprio. La biochimica era toccata a Siliprandi, che aveva passato la mano a Gregolin, il quale quindi, oltre alla responsabilità di far nascere e funzionare un dipartimento di biochimica dal nulla praticamente, dovette anche affrontare un impegnativo trasloco della famiglia, da poco trapiantatasi a Padova, appena tornati dagli Stati Uniti, e con Matteo ancora infante. Grazie anche all'aiuto e al sostegno della moglie, Carlo svolse egregiamente il suo compito, contribuendo non solo a formare le prime leve di medici autoctoni in quel lontano paese, ma anche gettando e consolidando le basi per una proficua e duratura collaborazione con il QAM di Padova,
che proprio in Kenya gestiva il suo benemerito ospedale. E difatti vediamo nella prima, vediamo un laboratorio di Carlo. Questa è una foto fatta da Carlo, quindi Carlo non si vede, non aveva l'autoscatto, o comunque non l'ha usato. Si fa fatica, si intravede però il suo collaboratore che è Ludovico Sartorelli, qui con la barba, stranamente, che confabula con alcuni studenti in questo laboratorio. Si può anche capire dalla lavagna che tipo di esercitazione stavano facendo. Stavano facendo una cinetica enzimatica, evidentemente, e gli studenti stavano imparando a come si fanno dei plot di questo genere. Durante la direzione di Carlo fu iniziata anche questa solida collaborazione con il QAM, per cui nella successiva diapositiva si vede, ecco, questa è una foto in cui si vedono Carlo con il dottor Dallago e le rispettive consorti, e quello in mezzo, tutti lo vedono, è un vescovo, è il vescovo di Padova, era Monsignor Bourdignon, che era in visita pastorale in quelle lontani paesi. Eccoli lì. Matteo, credo, non mi prendo grosse responsabilità, credo sia questo, adesso è un po' diverso, eccolo lì. E questa è una delle numerosi figlia del dottor Dallago, che è questo qui. Io non ho mai avuto il piacere di conoscere. Al suo rientro a Padova nel 70, Gregolin riprese, finita l'impresa africana, riprese con l'ENA la sua attività di ricerca, sempre occupandosi del metabolismo lipidico, ma spostando gradualmente la sua attenzione su un enzima particolarmente intrigante, nome lungo, la fosfolipide idroperossido glutatione perossidasi, che grazie agli studi suoi e dei suoi allievi si sarebbe rivelato essere un selenoenzima, primo e unico caso nella letteratura scientifica di quel tempo, ancora raro, ma quella volta era unico. Come sempre, dopo ogni suo rientro in sede, tuttavia, egli tornò a profondere il suo tempo e le sue energie anche in attività di pubblica utilità, sia a favore del proprio Ateneo che in ambito nazionale. Ora lo poteva fare senza troppo sacrificare l'attività scientifica, perché aveva costituito attorno a sé un solido gruppo di ricerca che portava avanti con successo le tematiche che gli stavano a cuore. 2 dei suoi allievi poi sarebbero diventati professori ordinari. Oltre a partecipare a numerose commissioni universitarie ministeriali, il Consiglio d'amministrazione dell'Università di Padova, e dirigere in seguito alle dimissioni di Siliprandi l'Istituto di Chimica Biologica, Carlo Gregolin in questo periodo si sobbarcò il gravoso compito di gestire la transizione da opera universitaria ad ESU, il nuovo ente regionale per il diritto allo studio universitario, e lo fece come commissario straordinario, assumendosi per intero la responsabilità di una riforma importante che difficilmente sarebbe stata possibile se affidata ad un organo collegiale. Gli eccellenti risultati conseguiti da Carlo Gregolin in queste funzioni dirigenziali e amministrative spianarono la strada alla sua prima, in qualche modo inopinata, anche qui non ho tempo di soffermarmi, sarà divertente, elezione a preside della facoltà medica nell'84. Qui lo vediamo preside, a destra, è seduto a sinistra del rettore Bonsembiante, in quel momento, quindi non è la sua prima elezione, la sua seconda elezione a preside. Nel suo ruolo di preside, Carlo manifestò subito la sua proverbiale imparzialità, con disappunto di quei colleghi preclinici che si aspettavano da lui un occhio di riguardo e che invece si accorsero che Carlo aveva immediatamente, qua è un po' autobiografica questo appunto che sto facendo, si accorsero che Carlo aveva immediatamente identificata l'area clinica come quella di gran lungo più critica e bisognosa più di ogni altra delle sue attenzioni e della sua impareggiabile abilità di mediazione nei confronti di conflitti interni e di interferenze esterne. Ciò gli valse 2 plebiscitarie rielezioni nell'87 e nel 90. Il terzo mandato come preside fu interrotto dalla nomina da parte del Ministero degli Esteri a direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma,
Il suo nome rientrava in un pacchetto di nomine che conteneva molti nomi prestigiosi, Furio Colombo, Villari, Claudio Magris. E Stoccolma era una sede particolarmente importante, essendo il luogo dove vengono assegnati i premi Nobel. Per poterlo seguire ed adempiere nel miglior modo le sue funzioni sociali, la moglie di Carlo si dimise dall'insegnamento. Carlo svolse il suo mandato con grande scrupolo, intelligenza e incisività, pur rendendosi subito conto che il gioco di manovre che si svolgevano intorno al Nobel era molto più complesso e clientelare di quanto si ritenga comunemente, con un margine di manovra concesso all'istituto da lui diretto praticamente nullo. Ciò non pertanto ravvivò l'attività dell'istituto con iniziative di prestigio, invitando tra gli altri il pianista Maurizio Pollini, Susanna Tamaro, il fotografo Sanna, il giornalista e scrittore Sergio Maldini, il premio Nobel Rita Levi Montalcini. Qui si vedono un paio di foto, qui siamo a Uppsala con Maldini davanti alla porta, credo, della cattedrale, e qui invece siamo nell'istituto con la Levi Montalcini, sempre in compagnia della signora Clementina, la moglie di Carlo. Rientrato a Padova al termine del suo mandato a Stoccolma, Carlo Gregolin fu nominato dal rettore Muraro direttore del Centro Musei, con il compito tutt'altro che semplice di fare una ricognizione di tutti i nuclei museali sparse nelle più disparate sedi dell'Ateneo e provvedendo al tempo stesso ai restauri più urgenti, gettando le basi per una loro futura auspicata riunificazione in un'unica sede. Questo suo paziente e meticoloso lavoro è documentato da un libro bianco di cui Gregolin curò la pubblicazione nel 1996, I musei, le collezioni scientifiche e le sezioni antiche delle biblioteche dell'Ateneo Patavino. Un volume che ancora oggi rappresenta il più valido ed esauriente documento a disposizione di chi volesse riprendere l'ambizioso progetto di un'unica sede museale universitaria padovana. Posto nella posizione di professore fuori ruolo nel 2001 e poi nominato professore emerito nel 2006, Gregolin, anziché godersi il meritato riposo, non esitò a rimettersi a disposizione delle istituzioni, accettando la direzione del centro interdipartimentale Vallisneri, che a partire dall'inizio degli anni 90 riuniva in un'unica sede la maggior parte dei dipartimenti biologici di medicina e il grosso dipartimento di biologia della Facoltà di Scienze. Un compito questo non particolarmente gratificante per chi era stato preside e direttore di istituzioni internazionali e irto di piccole grane quotidiane, ma accademicamente e socialmente utile, come piaceva a Carlo, che lo svolse con grande equilibrio e passione, lasciando un grato ricordo nel 2005, quando concluse il suo mandato. Gli anni che seguirono furono rattristati dalla malattia e dalla perdita dell'adorata moglie Clementina, che dal lontano periodo americano lo aveva costantemente accompagnato e sostenuto nelle sue peregrinazioni e nelle varie tappe della sua prestigiosa carriera. A sua volta, Carlo le fu vicino e la sostenne fino all'ultimo, rinunciando a curare se stesso finché le poté essere di aiuto. Ogni tanto Carlo si poneva lui stesso la domanda che molti gli rivolgevano del perché, dopo aver raggiunto a Roma il vertice di un'importante associazione parapolitica, avesse deciso di rinunciare ad ogni ambizione di carriera politica per iniziare una carriera accademica piena di incognite. La legittimità di una tale domanda è evidente se si pensa che non solo tra i predecessori di Carlo ai vertici della FUCI c'erano stati Andreotti e Moro, tanto per dire due nomi, ma anche che tra i suoi successori in quell'incarico si annoverano tuttora molti uomini politici che hanno legato il loro nome a importanti provvedimenti legislativi, per esempio i senatori Tonini, Ceccanti, l'onorevole Rozza. Carlo dava a questa domanda una risposta contingente, legata a una sua percezione che in quegli anni cruciali il modo di fare politica stava deteriorandosi. Dopo la morte di De Gasperi, scrive in un suo appunto, il clima si faceva sempre più competitivo, arrivistico, clientelare e rissoso. Ma io credo che la sua scelta sia stata dettata da ragioni meno contingenti e più profonde, innate nel suo carattere. A lui si adattava molto bene il motto del cardinale Roncalli, che, guarda caso, vediamo con lui in questa foto giovanile. Qui lo vediamo con Roncalli.
Il motto di Roncalli era omnia videre, multa dissimulare, parum corrigere. Chi conosceva Carlo sapeva bene che a lui nulla sfuggiva, anche se poteva dare l'impressione che così fosse, e che il suo sorvolare su molte cose non significava mai transigere sui propri principi. E lo si vide in numerose circostanze, ogni qualvolta l'interlocutore antagonista di turno doveva rendersi conto con amara sorpresa e talora con ingiustificata irritazione che la disponibilità di Carlo al dialogo non era buonismo, arrendevolezza per quieto vivere, e scattava dura e tagliente la clausola del parum corrigere. Con questa intransigenza morale dovettero fare i conti in molti, non solo colleghi, uomini politici e studenti, ma anche insigni prelati e alti burocrati ministeriali, per non dire di quegli sciagurati provocatori che negli anni bui della contestazione violenta non esitarono ad aggredirlo anche fisicamente, ricevendone in cambio solo un profondo e sincero compatimento, del tutto scevro, lo sottolineo, da qualsiasi forma di vittimismo. In conclusione, se è vero che per fare bene il politico, qui parlo a titolo personale, Carlo aveva alcune importanti virtù, gli mancavano completamente alcuni difetti: la partigianeria, il pelo sullo stomaco, la volubilità, la disinvoltura, che sono necessari per fare questo mestiere a tempo pieno e con successo. Per usare le sue parole, che come sempre colgono nel segno senza tante cerebrali circonlocuzioni, apro virgolette, non intendevo andare a 30 anni e con una laurea in medicina a fare il portaborse di qualcuno. Detto questo, va riconosciuto che Carlo fu un politico, nel senso più alto del termine. La sua straordinaria capacità di mediazione si basava su due principi: quello pragmatico e manzoniano, ma oggi purtroppo demonizzato, che in una disputa quasi mai tutti i torti stanno da una parte e tutte le ragioni stanno dall'altra. E il salustiano monito: concordia parve res crescum, discordia maxume dilabuntur. Per lui la concordia coincideva con l'interesse generale ed era un valore fondamentale da anteporre a qualsiasi amor proprio o personale ambizione accademica. E guai a chi cercava di gabellare per generale il proprio particolare interesse. Prima di concludere, sono doverosi da parte mia alcuni ringraziamenti. A Pietro e Matteo, innanzitutto, i figli di Carlo, ai quali devo la documentazione fotografica che ho potuto mostrarvi. Se mi accusassero di stalking avrebbero ragione, perché li ho tormentati in questo periodo oltre ogni limite di pazienza, per cui colgo l'occasione per scusarmene pubblicamente. E a Carlo, e un ringraziamento a Carlo. Carlo perché Carlo, concedendomi la sua amicizia e confidenza, mi ha consentito di intuire la sua singolare personalità, che in realtà era lineare, semplice e cristallina, ma che poteva sembrare spigolosa e contraddittoria se ci si sforzava di interpretarla alla luce di alcuni pregiudizi correnti, pregiudizi che Carlo cristianamente ignorava. E un grazie naturalmente a tutti voi per l'attenzione e la pazienza. Grazie al socio Lorenzo Pinna per questa bella e sentita commemorazione. Interrompiamo i lavori per qualche minuto. Grazie.